Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta. Pela settimana passata, la nuova in tutto il mondo l'era della cueta cinese che las era driu cascare in terra. Sabo, le parti della cueta les è cascare in l'Oceano Indico, a oeste delle isole Maldive, la ha informato l'agenzia di nuove della Cina, entre il comincio di sta domenica. La maggioranza delle parti della cueta le è disintegrata driu l'attrito con l'aria dell'atmosfera della Terra. La cueta che la è cascata la ha portata in orbita il primo modulo della nuova stazione spaziale della Cina, in 29 aprile. Questa la sta la prima parte della cueta che la è tornata in terra. P10 missione compagna questa le è programmate per finire la costruzione della stazione in 2022. Per le autorità cinesi, il giro senza controllo della cueta ha rappresentato poco pericolo per la popolazione, ma il cascare del materiale spaziale ha fatto la NASA, Agenzia Spaziale degli Stati Uniti, a fare delle critiche. Le nazioni che le fa viaggio spaziale le tocca diventare basso il rischio alle persone e proprietà quando le cuete le tornano in terra, con trasparenza su questa operazione, ha detto Bill Nelson, che è stato senatore e astronauta degli Stati Uniti. È chiaro che la Cina non la è doprare le standard responsabili sopra le sue particole spaziali, ha detto ancora. In 2020, le parti dell'altra cueta cinese le ha cascato su piccole ville della Costa del Marfim, con danni alle proprietà, ma senza nessun malà. In 2018, il laboratorio spaziale della Cina, Tiangong-1, si è disintegrato nell'atmosfera della Terra, 2 anni dopo che il gamolare di funzionare. Infovec, il programma veneto-brasiliano delle nuove in lingua veneta.